Va bene, vi saluto io prima, vi lascio poi la parola a Rolando. Tanto grazie a tutti di essere venuti qua. Questa è una mostra perché il Deus Machina è Andrea, naturalmente. Niente, questa vuole essere una 10 giorni in realtà, anzi di più, sarà una ventina di giorni, dove lasceremo a disposizione di tutti quelli che vorranno vedere questi cimeli di guerra, che in realtà poi sono dei ricordi. Quindi io l'altro giorno sono venuto da solo, ho avuto modo di vederla, di leggerla da solo, quindi invito tutti di venire un po' con calma e leggere le cartoline, perché ci sono dei passaggi commoventi, belli. Vi devo dire che alcuni commoventi, quando leggono mamma come stai, spero l'ultimo Natale, qualcuno che vede in ritratto con cieco, a parte gli atti di eroismo. Quindi invito tutti di venire con calma e leggere le cartoline, che sono molto significative per far capire lo stato d'animo di chi è passato in quei giorni. Poi quando ci farà vedere anche i posti dove molti di questi ragazzi sono morti, alcuni sono rientrati. Niente, quindi vi ringrazio tutti. Poi il 10 ci sarà questa giornata per ricordare anche le foglie, un altro momento importante che è l'11, il 10 è la giornata, l'11 noi faremo la cosa della targa, per ricordare comunque un momento particolare del Pulfi, visto che anche in questa triste giornata, che per anni è stata, tra virgolette, un po' trascurata, mettiamola così, come un pochino dimenticata, mettiamola così, comunque è sempre un fatto molto atroce, perché di fatto la guerra è atroce, lo vediamo anche in questi giorni cosa succede. Quindi le vittime in realtà sia che siano di destra che di sinistra, alla fine erano tutti dei ragazzi che hanno battuto. Qualcuno è addirittura disperso, non è mai rientrato, ho visto una cartolina disperso in Africa, per esempio, quindi non c'è stato manco modo per i parenti di piangere un corpo, un figlio. Quindi niente, vi invito a venire a vederla, di leggere con calma quello che c'è scritto in queste cartoline, per capire quello che veramente hanno passato questi ragazzi, perché erano ragazzi in realtà poi alla fine, più o meno giovani, ma erano tutti ragazzi, alla fine erano tutti ragazzi, che sono andati in guerra con molta, tra virgolette, leggerezza d'animo, nel senso andavano per la patria, magari nel periodo la patria per la Sardegna, soprattutto per questi piccoli paesi, erano un po', i confini italiani erano così, magari poco interessati da difendere, però sono andati e hanno fatto il loro dovere. E voglio dire, tutte le medaglie che i vari corpi d'armata hanno preso è una dimostrazione, e le varie medaglie che ci sono qua è una dimostrazione del loro coraggio. Vi ringrazio tutti. Vi presento un attimino, ringrazio Bernardo, ringrazio tutti per essere venuti. E quindi, come ha detto Bernardo, saranno una ventina di giorni, da oggi fino al 14 di febbraio. La mostra sarà disponibile alla visione per chiunque volesse venire durante gli orari di apertura della biblioteca, e eventualmente sabato, domenica e venerdì me lo dite qualche giorno prima e eventualmente vengo e apro per farvi visitare la mostra. La mostra nasce appunto da un'idea a me e all'amministrazione, quando si è deciso di commemorare i due caduti nelle foibe di Buzzi, dei fratelli Muraggia, con una targa che verrà posta alla Madonnina l'11 febbraio. E quindi abbiamo pensato che fosse giusto ricordarli tutti. A questo punto non solo loro due, ma tutti quelli che hanno fatto la guerra, che sono caduti in guerra, che sono tornati, che hanno potuto raccontare la loro storia. Quindi avevamo già fatto una cosa simile nel centenario della vittoria nel 2018 con una piccola mostra in occasione di Aio Pulzi qui al museo, e quindi abbiamo voluto ripercorrere quella strada, però abbracciando entrambe le guerre mondiali. Quindi abbiamo raccolto materiale che è custodito nelle famiglie di Pulzi, qualcuno ce l'ha dato, qualcuno no, qualcuno è geloso dei loro tesori e quindi magari non vuole renderli pubblici, non lo so. Comunque quello che siamo riusciti a racimolare l'abbiamo esposto tutto praticamente, ed è qua. Poi con Rolando già un'altra volta abbiamo fatto un convegno del genere, ricordando sempre i caduti e i reduci, sempre era della prima guerra mondiale, anche lì erano le celebrazioni del centenario,
e avevamo appunto ascoltato e raccontato le storie di pulzesi che hanno fatto sia la prima che la seconda guerra mondiale, e oggi ne ascolteremo altri che non abbiamo ascoltato la volta scorsa. Rolando è sempre disponibile, io quando lo chiamo lui mi risponde sempre sì, mi sembrava un modo anche diciamo carino e ufficiale per inaugurare la mostra con appunto queste testimonianze che lui ha proprio raccolto materialmente, quindi le ascolteremo e alcune le leggerà Rolando perché magari l'audio è un po' rovinato, quindi magari non si sente bene. Niente, la mostra poi culminerà con l'11 appunto febbraio, sabato 11 febbraio, quando l'amministrazione apporrà una targa alla memoria dei due fratelli Mulargia caduti nelle foibe, uno dei due anche eroe di guerra, e poi dopo la posizione della targa veniamo qui e vi racconterò un po' la storia di questi due fratelli, come sono poi arrivati a morire nelle foibe. Quindi adesso però ascoltiamo invece le testimonianze dei reduci che sono tornati, e alcuni addirittura hanno fatto la prigionia in Africa, in India. Sì, Giovanni Michele è stato catturato in Libia e poi è stato portato in India e poi in Inghilterra. dagli inglesi. Però voglio dire, sono tornati, e già questo è una cosa. Certo, la prigionia, vostro padre è lo stesso che è stato prigioniero in Africa, però sono tornati, alcuni non hanno avuto questa fortuna e quindi sono caduti. Quindi adesso grazie a Rolando, prego. Grazie a te, grazie all'amministrazione comunale e a Andrea che ha lo spirito giusto, no? A livello culturale per portare avanti queste iniziative, perché gli stimoli avvengono un po' in tutti i paesi grazie alle biblioteche, no? Ormai attive in tutti i comuni, anche i piccoli comuni, ma non tutti riescono a organizzare convegni a questi livelli culturali, storico-culturali. Allora, per me è sempre un piacere, anche perché mi dà l'occasione di dialogare, di parlare di queste interviste. Io non sono un giornalista, l'ho fatto per puro gusto di farlo, per rispetto a queste persone. Una piccola sintesi. Io questo lavoro l'ho fatto, questa è la copertina del libro che andrò a stampare, che raccoglie 27 memorie intere di soldati sardi, gli ultimi reduci, perché io li ho intervistati quando avevano dai 90 ai 100 anni, e dall'89 al 90, 2 anni ho fatto questo lavoro, tutta la provincia di Sassari e metà della provincia di Roma. Non chiedevo nei comuni, dove trovavo dei vecchietti, chiedevo c'è qualcuno ancora vivo, no, delle reduci della prima guerra mondiale, mi portavano loro stessi a casa dell'interessato, e così io ne approfittavo del registratore appresso e ne ho fatto 55 interviste. Ho raccolto 27 da pubblicare perché sono 400 pagine, perché le ho dovute sbobinare una per una, è un lavoraccio molto lungo, tutte raccontate la maggior parte in sardo, immaginate voi, quindi li ho tradotti in italiano ma lasciando una carenza loro, l'espressione loro, quindi un italiano pochettino perché fosse comprensibile un po' a tutti voi. Non l'ho stampato ancora questo libro, anche se l'ho fatto, ne ho approfittato per il Covid, altrimenti forse non sarei riuscito a sbobinarli, perché sbobinare 50 interviste, immaginate il tempo che ci vuole, ascoltare e trascrivere. E ho fatto questa scelta, in 2 anni sono riuscito a sbobinarle tutte, ho dato delle bozze per la valutazione ed è andata a finire una di queste bozze, accomodati, e una di queste bozze è andata a finire a un rappresentante del partito sardo della provincia di Sassari, senza che io sapessi nulla. Ha letto la bozza, l'ha mandata alla centrale a Cagliari, l'ha presentata al presidente della regione Solinas, che è il presidente poi del partito sardo, è molto interessata alla pubblicazione di queste memorie, insieme ad altri 20 volumi, quindi stanno preparando una stampa di un insieme di 20 volumi che parlano dei loro rappresentanti, di Lussuro, eccetera. Questo è interessante secondo loro perché parla dei reduci, perché il partito sardo nasce nei conti dai reduci della prima guerra mondiale. Quindi
Se non lo fanno loro perché dice che è un lavoro più lungo quello che stanno facendo loro, lo farò io, lo stamperò io perché ormai è pronto, è un ebook questo, è già pronto, capito? Va solo stampato. E io stasera vi farò ascoltare, non ascoltare, li leggerò io, degli stralci, che le memorie sono lunghe, ci vuole una serata così per... Cioè è un libro da leggere con calma perché 27 ce ne sono qua e ci sono rappresentanti dei nostri paesi, uno è di Puzzi, uno è di Siena, uno è di Cassassano, uno è di Tempio, 3 sono di Pruare, insomma c'è la rappresentanza più o meno di quasi tutti i paesi della provincia di Sassari. Allora, siccome questi vi parleranno di determinate zone, per chi non lo sapesse, la prima guerra mondiale si è svolta dalle Alpi, dal lago di Garda sino alla Slovenia, sino a tutto il Carso, sino a Gorizia, eccetera, e alla vallata dell'Isonzo. Questi che ascolteremo stasera, non perché li ho scelti io, sono capitati, ho preso lo straccio dei 5 o 6 e basta, erano quasi tutti nella stessa zona del Trentino, Cortina d'Ampezzo, Le Toffane, Col di Lana, e infatti io inizio già a farvi vedere le foto, Col di Lana e Monte Sief. Col di Lana è vicino alla Cortina d'Ampezzo, alle Dolomiti. Guardate, Col di Lana è un vulcano spento, diciamo, col Monte Sief. Immaginatevi voi, scoppia la guerra, questo era tutto territorio austriaco, oggi è italiano, ma allora era austriaco. E gli italiani dovevano riconquistare queste postazioni. Allora, sul Col di Lana c'erano momentaneamente gli italiani, sul Monte Sief, in quel costone lì, pieno di gallerie scavate a mano e poi dei ricoveri, gli austriaci. Sapete come li chiamano queste due colline oggi? Le montagne rosse di sangue. Ci sono stati più di 15.000 morti su questi due speroni. E siccome vi leggerò qualcosa di soldati sardi che erano lì, questa è una delle trincee di Col di Lana. Questo è un ricovero sul Col di Lana, sul Monte Sief. Siamo a 2000 metri d'altezza. Immaginatevi l'inverno, questa è una galleria scavata lì sul Col di Lana. Questo è lo scoppio della montagna, il Col di Lana. Immaginate voi gli austriaci per sconfiggere gli italiani su un costone, loro scavavano la galleria per far saltare la cima della montagna. Gli italiani scavavano dall'altra parte e andavano quasi quasi si toccavano. Quando si sono accorti che gli austriaci stavano progredendo, gli italiani hanno accelerato, e lo dicono i soldati che ho intervistato io, che erano lì, che scavavano e caricavano queste gallerie. Nel mese di aprile del 16, se non sbaglio, del 15 o del 16, non del 16, fanno saltare subito, e questo ce lo racconta uno di Tempio, che era del Genio, insieme a Giulia Comini, multineggio di Puzia, lo dice, insieme a uno di Puzia che faceva furiera del Genio. Dice, hanno accelerato e hanno caricato non so di quanti quintali di tubi di gelatina, la galleria con un detonatore l'hanno fatto saltare. Questa è la foto del momento dello scoppio. Allora, la montagna si è abbassata di 35 metri dopo lo scoppio. Immaginatevi cosa è successo. I morti, eccetera, e così via. Allora, saltiamo questa. Ecco, questa è una galleria invece sulla Marmolada, sul ghiacciaio della Marmolada. Gli austriaci avevano le caserme. A quale galleria si tiene ancora? No, questo ghiacciaio si sta sciogliendo. No, è successo, mi dà ancora. Stanno trovando, no, siccome si sta sciogliendo adesso, no, col passare è passato un secolo, stanno trovando un sacco di artiglieria che era tutta dentro il ghiacciaio. Guardate, questi sono austriaci, Ecco, questo è il ghiacciaio come era allora. Guardate i soldati in postazione, avevano cannoni, gli italiani erano sopra, nella parte bassa. Immaginatevi il fastidio, no, per andare a combattere con questi. E queste sono le Toffane, sentiremo parlare delle Toffane, sono i Dolomiti, 3000 metri, Questo di Tempio del Genio costruiva su questi costoni qua, sugli canali di roccia, dei ricoveri per gli ufficiali in legno, perché in genere quelli del Genio facevano lavori di falegnameria, no? Minavano ponti e cose del genere. Ecco,
Perché vi faccio vedere queste foto? Questo è il Monte Nero, Monte Corrada, come diceva zio Salvatore Cuserena, nos hanno portato a Monte Corrada, e il Conrad, no? Quindi lui dice Monte Corrada, che sarebbe il Monte Nero, il famoso Monte Nero. Qui sulla parte alta c'erano gli austriaci, gli italiani erano a mezza costa, a metà, qui con le trincee. Fortunatamente è iniziata la ritirata di Caporetto quando è arrivato zio Salvatore in Curia, ci hanno detto di andare via piano piano, ce lo racconteranno. Anzi, a lui, siccome l'altra volta nel 2019 abbiamo ascoltato tutto il racconto di zio Salvatore, tutta la memoria intera, oggi vi farò ascoltare solo la parte della ritirata di Caporetto, che lui ha fatto per 15 giorni a piedi dal Monte Nero sino all'Endinara, vicino a Modena, a piedi. Ha attraversato il Piano e non se ne è accorto perché è passato di notte. Sì, tutta la pianura padana se l'ha fatta, tutti sbandati. Quanti chilometri sono fatti? Quintali comunque. Veda? Sui, Dalla su all'Endinara. penso sui 350 km. Quindi è professore. Vabbè, queste sono le foto, non le vedremo più perché poi è solo per ricordare, indietro, per ricordare i posti di alcuni stralci, di racconti che vi leggerò, sono piccoli stralci, perché il lavoro è molto, sarebbe troppo lungo. Allora, nella seconda parte invece ascolteremo una registrazione, se avete pazienza, io l'ho tagliata, la registrazione questa volta della memoria di zio Miguel Liguris, che racconta tutta la sua prigionia, da quando l'hanno preso gli inglesi in Etiopia. Io ho tagliato alcuni pezzi, sin quando poi non hanno trasferito, immaginatevi, in divisa estiva, inglese, pantaloncini e maglietta, il nome non me lo ricordo, la città vicino a Liverpool, al centro dell'Inghilterra, inverno. Lì l'hanno dovuto un po' lavorare forse a caricare carbone, cose del genere, in qualche impresa, poi è riuscita a far arrivare il fratello che era prigioniero in Africa, 10 anni che non si vedeva, no? Un fratello più piccolo, e si sono trovati nella stessa città, e lì me l'ha raccontato piangendo, zio Miguel. E poi sono tornati insieme a lui, quindi col fratello. E lì si è commosso. Dopo 10 anni si è incontrato col fratello, che è nato anche lui. Quindi... Allora, e poi termineremo. L'altra volta abbiamo ascoltato tutto l'audio della prigionia raccontata da Gavino Montinetto. E Gavino ha rischiato di finire ad Auschwitz, perché li stavano trasferendo lì i tedeschi. Invece lui era riuscito a buttarsi non a buttarsi dal treno, e li stavano incolonnando, erano 3 o 4 mila prigionieri italiani, e lui diceva che c'erano ogni 100-200 metri un soldato tedesco, li stavano secondo me portando a qualche stazione importante per caricarli, però l'obiettivo era la Polonia, in Polonia, nel campo di concentramento polacchi. Invece lui con uno di piedi su due di sorso, eccetera, si sono buttati di notte, stava diluviando, su un torrente, hanno camminato tutta la notte così alla cieca e li hanno fatti i prigionieri, i partigiani seguono. Li hanno portati a sua volta nelle campi di concentramento a 2500 metri, con 2 metri di neve, e li usavano nei campi di concentramento a tagliare piante per fare traversine per la ferrovia. Quindi lui mi ha fatto vedere il mignolo congelato, tagliato, dice gli altri si sono salvati, le altre dite, ma mica non mai parlato su così diceva, lui raccontava ridendo tutte queste cose. Da lì, finita la ferrovia, li hanno portati alla miniera di rame di Bor, vi faccio vedere la foto dopo, una delle miniere di rame più grandi d'Europa, oggi è dei cinesi quella miniera, anche tutta attiva. Poi l'hanno portato a Poserevac, un'altra miniera di carbone però a 1000 metri di profondità scendeva, lavorava tutto il giorno in miniera, gli diceva riunite su Maivon, diceva lui, no, la sera, siccome non mangiava nulla durante il giorno. E lui racconta che la sera avevano scoperto che nelle campagne di quella zona lì, erano vicino a Perugia, le donne inventavano dei cimiteri, dei loro parenti morti in guerra lontani, no? Creavano
E noi è una risciura, perché calandaia dalla Euro, calandaia dal Pericolo, si dividevano nei paesi, no? Era un'abitudine che avevano in quella zona. Andavano a pregare nei cimiteri, queste donne, c'era una signora più anziana, delle giovani, c'erano delle croci, ognuno aveva la sua croce, e noi ci risciura vai dentro, perché apparecchiavano, portavano ogni ben di Dio, boccioni di vino, formaggi, salsicce, di tutto. Prima ci paghiamo, lo dice lui, io lo sto riassumendo, ci paghiamo un pianto prima, no? Bianchendisi su, marende molto, eccetera. Ma lì a vedo qui abbiamo noi pure, ci avvicina a secondo. E non sono fatti entrare. Ah, tutti insieme, no, ognuno gli ha salute sua. Allora, e ci siamo messi anche lui, si è inginocchiato, come piacevano loro, e uno bianchelle, si sono messi a piangere. Allora, finito di piangere, iniziamo a mandicare. E via i mandicare noi, famiglia già a fianco. Non solo, io non subato, non si può fare uno, no? Eccetera. Ma ve lo racconta lui me lo racconta proprio. Andavamo ai cimiteri, dice, no, a mandicare, eccetera. Vabbè. Chiusa questa piccola parentesi, e vi ringrazio ancora per questa grande occasione, perché io spero di essere presente anche il 14 l'anno 15, allora perché mi interessa molto, perché Babbo mi parlava sempre di questi due fratelli e ormai erano quasi passati da dimenticatori, come tutti gli altri. Quello che dico io, bisogna parlarne, non bisogna dimenticare, è meglio che non tornino più le guerre, anche se ce l'abbiamo vicino, però non bisogna dimenticare quello che è stato e quello che hanno dato questi giovani qua, perché erano ragazzi. Infatti non per niente abbiamo unito tutta questa cosa anche con il giorno della memoria, che è domani, certo, e il giorno del ricordo delle foibe, che sarà il 10. Infatti c'è una piccola esposizione di libri sia per l'olocausto della Shoah, dello sterminio degli ebrei, che per le foibe, quindi l'eccidio degli italiani in Istria, Dalmazia, insomma. Certo. Io sono del parere che bisogna ricordare tutti. Non ci sono morti No, di serie A o di serie B. io non vedo morti di serie A, di serie B, di serie C. Tutti, perché ci sono state generazioni che non hanno vissuto, da una parte e dall'altra. Allora, inizio, adesso voglio portarvi dentro, seguite, potete anche seguirlo se non mi capita bene. Piccoli stralci, immaginatevi che queste sono interviste di 30 pagine di ogni reduce, più o meno. Qui ascoltiamo 2 paginette o piccoli stralci. Questo signore di Sedini, H. Giovanni, nato nel 1896 ed era della Brigata Sassari. Una sera arriva l'ordine che la Brigata Sassari doveva fare l'assalto su un monte roccioso. Qui senz'altro era Monte Zecchio, questo, Alto Chiamo d'Asiano. Ricordo che in quel monte ci lanciavamo anche le pietre con gli austriaci. Guardate come raccontano dal basso le vicende di questa guerra. Queste cose non si leggono nei libri di storia, capito? Questi sono i racconti di chi veramente c'era lì in quella guerra. Quel monte era ripido e a un certo punto sono rimasto tra gli ultimi della compagnia e piano piano ho perso il battaglione che era comandato dal capitano Musino di Chiesi. Io piano piano cercavo il collegamento e chiedevo a quelli che incontravo per strada se avessero visto la Brigata Sassari. Mi rispondevano che l'avevano incontrata ma non sapevano dove fosse. Io avevo fatto finta, sentite bene, di essermi perso, invece si era nascosto. Di essermi perso, invece mi ero nascosto. Ad un certo punto raggiungo il comando di brigata, mi danno da mangiare e vedo che la brigata era stata più che dimezzata durante l'assalto. La Brigata Sassari era una brigata d'assalto, dove c'era da assaltare, la mandavano sempre, partivano in 400, 200 venivano uccisi subito dalle mitragliatrici austriache, appena saltavano dalla televisione. Ad un certo punto raggiungo il comando di brigata, mi danno da mangiare e vedo che la brigata era stata più che dimezzata durante l'assalto in quella montagna ripida. Mi vede il tenente di compagnia e mi chiede dove fossi stato, perché mi avevano già segnalato come disperso. I dispersi erano molti, la maggior parte.
Io gli avevo risposto che la sera che avevano fatto lo spostamento mi ero sentito male, e mi ero gettato per terra e avevo smarrito la compagnia. Poi mi ero presentato a questo comando per riprendermi in forza e darmi da mangiare. All'assalto si andava malvolentieri, altro che volentieri, perché voleva dire rischiare la vita, ma eravamo obbligati a farlo, altrimenti c'era la fucilazione. Un giorno ricordo che abbiamo anche protestato, ci mandano all'assalto e noi avevamo detto che era inutile farlo perché i reticolati austriaci erano tutti interi e voleva dire morire subito sotto il tiro delle mitragliatrici nemiche. Loro poi erano sopra e noi in basso, quindi ancora più difficile. Stavolta non avevamo fatto l'assalto, anche perché se non si muovono i soldati non si muovono neanche gli ufficiali. Dopo 3 o 4 giorni da quel mancato assalto ci mandano a riposo. Ad un certo punto arriva una macchina con il comandante di brigata. Abbiamo saputo poi che era il tribunale di guerra. Hanno fatto l'appello e poi hanno fatto la morale sul perché ci eravamo rifiutati di fare l'ultimo assalto. Ad un certo punto un ufficiale inizia a contare nella prima fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il 10° un passo avanti e così via. Stavano facendo la decimazione. Appena ci siamo accorti che stavano facendo la decimazione per la fucilazione, dal centro del battaglione si è sentito un grido forte che diceva forza Varisi, e parte subito una grande fucileria in aria che spaventa il comandante di brigata e i componenti del tribunale di guerra che se la danno a capo. Salgono in fretta nell'auto e vanno via. Molti nel battaglione dicevano questa volta non si sparato in aria, a Sapera li spariamo in cara. Questa volta abbiamo sparato in aria, la prossima volta li spariamo in faccia. E lo avremmo fatto di sicuro, perché eravamo risoluti. Io qua non voglio smontare il valore dell'eroismo, no? Perché se leggiamo i libri della Brigata Sassari, leggiamo solo azioni eroiche, no? Cose del genere. Però sono libri scritti in quel periodo, quindi è comprensibile. Questo è quello che ricorda dopo una vita intera, Allora, e l'avremmo fatto di sicuro perché eravamo risoluti. Dopo un po' siamo ritornati in trincea e ogni tanto quando qualche ufficiale non si comportava bene veniva fatto fuori di notte. C'erano quelli del Nuorese che non ci pensavano 2 volte a farli fuori. Quando dicevano che appena si in trincea era sicuro che li facevano fuori. Con noi gli ufficiali, dopo quella sparatoria per la decimazione, erano calmi. Con noi c'era il capitano Musino e il colonnello Manunta, quel Manunta che hai detto tu, con noi c'erano anche gli arditi che andavano all'assalto davanti alla compagnia ed erano i primi che rischiavano. In genere il rancio ce lo davano sempre, ci davano riso talmente bianco che sembrava calcio. Potevamo lanciare al muro e si attaccava come la calcio. In trincea arrivavano i muri da soli, una volta che conoscevano i camminamenti, e noi scaricavamo le marmite con il rancio. Il rancio lo davano quando era possibile, da bere ci davano un po' di vino e la grappa, poco però. Ricordo che prima degli assalti gli ufficiali erano sempre molto spaventati e si vedeva che avevano paura. Il capitano Musino era veramente un uomo, non aveva paura di nessuno e ci ricordava spesso che dovevamo sempre fare il nostro dovere. Poi a Musino lo avevano spostato in un altro battaglione e non l'ho più visto, ma sono sempre rimasto al 151esimo. 1917, eravamo sempre dalla parte del Trentino, eravamo in ottobre, questo è l'inizio della ritirata di Caponetto nel Trentino, quando ci avevamo detto di tornare indietro, perché gli austriaci stavano scendendo in massa. Quindi iniziamo a ritornare indietro sotto la neve e sotto la finta. Ricordo che a forza di camminare sempre notte e giorno non riuscivo più a mettere bene i piedi per terra dal dolore, dalla stanchezza e dal freddo, sempre ritirandoci. Siamo arrivati a un certo punto al Monte Grappa con tutto il mio battaglione, sempre a piedi. Per strada c'erano tantissimi civili che sfollavano, mamme che cercavano i bambini, bambini che cercavano le mamme piangendo, mamma, e ci chiedevano, militari, dove andate? Noi rispondevamo che non lo sapevamo neanche noi e siamo arrivati a Bassano del Grappa. Lì a Bassano ci siamo fermati e ci siamo rimasti circa un anno. Gli austriaci cercavano sempre di passare il fiume, ma siamo sempre riusciti a fermarli. E qui mi fermo con lui, poi racconterà tutto il resto. Passiamo a quella successiva. Se siete stanchi me lo dite,
al limite. Qui invece vi faccio ascoltare, se riusciamo a capire, altrimenti ve lo leggo, un breve audio di un'intervista fatta a un signore di Gavoi, Ciro Cosimo, uno straccio, anche questa è un'intervista di 3 ore e mezza, 4 ore. Questo ne ha passato di tutti i colori. Allora, sentite un po', è solo uno stralcio. Questo era sul Col di Lana, in una di quelle trincee che abbiamo visto prima. Allora, vediamo se si capisce. Come suoi comandanti, vero? Come facevate a comunicare? Perché voi parlavate in sardo, non per soldati. Ma ero prima e stiamo pensando. No. A San prima non quería gestionare in sardo. No, perché non capivano, vero? Non capivano niente. Uno, Ma voi non sapevate parlare neanche l'italiano, vero? beh, sono rimasto un tanto mancanze, ma mi trovavo male. E non volevano parlare sardo. Proprio non avevano pietà. Proprio detto che non volevano parlare sardo. Ma siccome intendevo, sentivo i compagni, questo, quest'altro, questo, come si chiama questo, e ho incominciato A parlare l'italiano. parola oggi, Una parola domani. domani, e ho imparato che mi facevo così. Però mi vietavano di parlare qui in sardo. Ma sempre si vorrebbe. Però tra ufficiali sardi e soldati sardi si parlava in sardo, vero? Mi sono assistionato, sardo. È stato bene perché non capivo Una delle ultime domande. È mai successo che i soldati, i suoi compagni, si siano ribellati agli ufficiali durante la guerra? Più di uno. Però racconti. Perché succedeva? Perché succedeva? Succedeva che se uno, senza fare nessun danno, senza fare nessuna mancanza, Veniva pulito. veniva pulito, si mettevano a dispensiare, questo, quest'altro, non ne dicevano niente. I soliti compagni che c'erano, quello che gli diceva poi, la passava. Ah, non lo sapevo questo. Ma passavano l'ufficiale. Gli ho detto, E dopo la passavano, quando si era in trincea. quando sia per sincera, diciamo, già arriva al posto del macello, No. si faceva tutta roba. E la passavano davvero. Tanti ufficiali che erano nella sua compagnia sono stati uccisi così. Diceva della sua compagna, sa che una volta c'era uno che era Iuri, Diosilo. e questo, Il suo compagno. sì, E come si chiamava questo di Giulio? si chiamava 95 anni aveva, questo signore. Cosa era successo? questo, eravamo in linea, tutti e due. Lui era seduto sopra di quei sacchetti che c'erano. E io col compagno eravamo finito. Ma siccome non si dormivano, questo quando è venuto lì era capoposto perché era da morale. Lui ci aveva parlato subito il sonno. Viene questo, era di Calertà, questo, Un sottotenente un Cagliarità. volontario di prima qualità. No. No, in cerca di grado sempre. È fatto questo tenente, spiegati che riscarica le mulline. Era tirato il trattore, lo Caricatore? su caricatore di mulline, era tirato. Era tirato su caricatore, su trattore, e si piantava, si piantava, nella motorietta, e si chiamava in galleria, era la Pomino, e quella preoccupata la Pomino, la moglie era tu bella con il cappotto, si dica lontano, la notificare, benissimo, ma dica di caricare lui.
quindi l'ufficiale, va bene. E gli ha caricato il fucile e se n'è andato, senza svegliarlo. Poi è ritornato. Questo era proprio, ho visto lì questo. Era a fianco. È ritornato. Fa 10 minuti non è stato. Ha detto, c'è il fucile carico. Così. È cagato. Verso la guerra stata siciliana. Quando sto là tornano alle questioni. Poi ce l'hai carico, ce l'hai proprio carico. E non si no. Ma se ce l'hai carico, sparo più in faccia. Mi spazio della brigata, ma che te la Davanti a lui questo. davanti. Ma perché voi mi avevate dato i caricatori? Ho detto io che stavo parlando del caricatore. E allora lui li aveva suonato, e l'ha ammazzato. l'ha ammazzato. Perché dov'era questo ufficiale? Sentite poi la superficialità dell'azione, no? Era un po' superfluo. Volontario di prima qualità. Ma guarda un po'. Era sempre in cerca di gradi. E questo Chiosi non gli ha sparato, immagino. L'ha ammazzato davanti a voi. L'ha ammazzato. Poi l'ha preso due in Mamugiano, sembrava. Era l'ultima detta, no? Vicino. L'hanno preso una parte, lo buttano dall'altra parte della trincea. Siccome Dalla parte degli alpini. siccome stava la pioggia. La lega. Così finalmente la buttava. Quello in poco ora lo si vedeva qui. La coperta subito. La coperta. Né mai hanno saputo come era fatto questo. Ho capito. Questa è proprio. Vabbè, questo è lo stralcio di Claudio, disperso. sentito da chi veramente l'ha fatta, non la guerra, e come la raccontava, capito? Allora, vediamo adesso invece quest'altro, ve lo leggo io, Coloro Antonio Maria, un altro spezzone, vi ripeto, attenti perché sembrano simili, ma ognuno raccontava alla sua maniera, la propria esperienza in guerra. Questo era un signore di Bitti che abitava, dove l'ho intervistato questo? Ad Arda, ma era di Bitti. C'era il pastore, tutta la vita. Ed era del 1895. Un giorno, veramente uno straccio, no? Di tutta la sua memoria, ho chiesto alla maggiore che voleva andare in guerra. Allora, questo, come tutti i giovani, partivano prima di lui, magari un gruppo di giovani, sa, dei paesi, volevano partire tutti alla fine, capito? Invogliati, no? Invece questo aveva avuto problemi di qualche polmonite o broncopolmonite inizialmente, non l'hanno fatto partire, e poi lo hanno assegnato come attendente a un maggiore a Taranto, e sentiva parlare, no, della guerra, e poi voleva andare in guerra, non voleva stare lì a Taranto. E infatti alla fine è riuscito ad avere una lettera di accompagnamento, eppure il suo maggiore diceva rimani qua nel meglio, gli diceva, almeno non fai la guerra, nulla, lui voleva andare in guerra. Una testina questa, Allora, un giorno ho chiesto al maggiore che voleva andare in guerra, mi ha detto che la guerra era brutta e che stavo meglio lì con lui, ma io volevo andare in guerra. Mi scrive allora una lettera e mi dice di consegnarla al mio capitano una volta arrivato a destinazione. Mi assegnano al 22° reggimento fanteria che si trovava ad Aquileia, dopo Venezia andando verso Trieste, sotto il calcio, diciamo. Quindi parto da Taranto, eravamo in tanti, non ero mica solo io, no? E arriviamo in treno ad Aquileia. Lì mi assegnano alla 12ª compagnia, dove c'era un capitano romano che si chiamava Corelli. Gli ho consegnato la lettera e il capitano mi teneva sempre con lui, quindi era una lettera di raccomandazione, no? Eravamo vicini a Ronchi, sono tutti paesi lì vicini, e in trincea lì vicino uscivamo spesso la notte di pattuglia. Lì a Ronchi siamo andati con altri 2 compagni e siamo entrati in una chiesetta dove c'erano 2 soldati italiani morti. Attenti adesso perché questo descrive un po' quello che ha visto. Uno
aveva solamente metà corpo e all'altro mancava metà della testa. Quelli sono stati i primi morti che ho visto in guerra. Eravamo all'inizio della guerra, quindi andiamo in trincea a Ronchi e mi piaceva uscire di notte di pattuglia perché mi piaceva sempre avere qualche oggetto dei soldati austriaci. Immaginate questo. Per esempio una baionetta, un fucile di un austriaco. La trincea era in una vallata e vedevo che la maggior parte dei soldati che erano con me nel 22esimo avevano paura di uscire dalla trincea, credo bene. Nella mia compagnia c'ero solo io sardo. Una notte ho chiesto al sergente maggiore se potevo uscire dalla trincea per provare ed esco piano piano, strisciando a terra come la biscia, a pancia a terra. C'era la vedetta della trincea austriaca che ogni tanto sparava col fucile. La nostra trincea era distante da quella austriaca più o meno 12 metri, immaginatevi voi, una strada. Quindi non dovevo farmi sentire e piano piano ho raggiunto un soldato morto austriaco che aveva il fucile buttato per terra vicino a lui. Io lo vedevo che c'era molto pericolo perché loro erano lì davanti e sarebbe bastato un piccolo rumore o un movimento e avrebbe sparato subito. Io piano piano prendo il fucile e strisciando, torno sempre strisciando senza girarmi e arrivo con i piedi vicino al bordo della mia trincea. I miei compagni allora mi tirano dentro la trincea tirandomi per i piedi. Quindi i miei compagni allora mi tirano dentro la trincea tirandomi per i piedi. Quindi i miei compagni erano meravigliati e contenti. In trincea tutti ne parlavano del coraggio che avevano avuto. A quella volta gli ufficiali volevano un grande bene. Per esempio in trincea non volevano che si giocasse a carte, non volevano che si fumasse, ma quando vedevano che ero io che stavo giocando a carte mi dicevano: tu non devi giocare a carte perché se ti troviamo a giocare ci sei tu, non possiamo fare niente. Io gli rispondevo che giocavamo per passare il tempo, mi volevano bene davvero. In trincea si rimaneva quasi un mese, e qualche volta anche 2 mesi. Quindi per tutta l'estate, l'autunno del 1915, eravamo rimasti a Ronchi in quelle trincee e ogni tanto andavamo a riposo. In trincea si facevano 2 ore di veretta e 4 di riposo e si stava sdraiati per terra. La trincea era scavata per terra zig-zag e sul bordo c'erano i sacchetti di terra che noi avevamo riempito per ripararci. Ogni tanto c'erano piccole feritoie dove potevamo guardare verso gli austriaci e la notte c'erano i razzi illuminanti che illuminavano a giorno. Io la vedetta l'ho fatta tantissime volte. Durante il turno di guardia stavamo sdraiati dietro i sacchetti di terra e controllavamo la zona tra noi e gli austriaci. Se notavamo qualcosa di strano dovevamo avvertire il capoposto e nel caso sparare direttamente. Quando pioveva la trincea si riempiva d'acqua sino al ginocchio. C'erano dei punti coperti di frasche, ma in genere erano scoperte. Ricordo che un giorno sono sceso dalla trincea a Ronchi, che era tutto abbandonato, era un paese allora, tutto abbandonato, non c'era nessuno. Tiro fuori da una casa una mezza porta e di notte la porto in trincea. Metto un po' di pietre sul fango e poggio sulle pietre la mezza porta di legno per rimanere al di sopra dell'acqua che c'era nella trincea. Ho all'asciutto. Vado a prendermi lo zaino e quando torno vedo che sulla porta c'è un soldato bello grosso sdraiato. Gli ho detto di spostarsi da lì, ma lui mi rispose: se non te ne vai di lì ti rompo le costole. Io lascio lo zaino per terra e corro a prendermi il fucile. Sentite questo? Il mio compagno, che si chiamava Croce, che era romano, che era lì vicino e aveva sentito e visto tutto, disse subito a quel militare: vai via che ti spara, vai via. Quando sono tornato, quel pezzo di soldato era in piedi. Avrei sparato sicuramente. Gli avevo detto che se voleva avere il posto asciutto andava come ho fatto io e si portava qualcosa. Pioveva spesso in autunno e stavamo in trincea bagnati sporchi di fango, pieni di pidocchi, anche i topi c'erano. Ricordo che una notte stavamo andando a tagliare il reticolato davanti alla trincea austriaca. Si chiamava trincea delle Frasche, dove la Brigata Sassari ha avuto la medaglia d'oro, ma ha dimezzato i battaglioni. E c'era anche lui, ma con un altro battaglione. Allora, strisciando piano piano con le pinze. Le pinze tagliavano sì, ma non riuscivamo a fare bene il lavoro perché spesso rimanevamo impigliati al buio sul filo spinato e piano piano dovevamo sbrogliarci. Poi invece quando hanno visto che con le pinze non si riusciva ad aprire i varchi sufficienti per l'assalto,
Ci avevano dato i tubi di gelatina, che erano molto più efficaci. Una notte sono uscito assieme ad altri 2 compagni per mettere i tubi di gelatina sempre lì al loro. Accendiamo la miccia e strisciamo un po' indietro. Appena scoppiato il tubo, subito gli austriaci aprono il fuoco. Io faccio un salto indietro e mi riparo dentro un fosso di granata che era pieno di acqua piovana. Quando sono rientrato in trincea sembrava un maiale quando si alza dal fango. Il mio tenente, vedendomi così sporco, mi manda da un soldato che aveva il vestiario per prendere una divisa pulita. Quel militare mi dà una giubba e un paio di pantaloni dove ci stavo dentro 3 volte. Già era piccoletto lui. Quando sono tornato in trincea mi ho visto il mio capitano Corelli che si è seduto ridendo come un matto, perché sembrava un pagliaccio con quella divisa così grande. Mi dice di andare dal santo per accorciarla e così feci. Eccetera. Questo è un altro stralcio di un altro. Vediamo adesso questo di Tempio, Garruccio Giovannino. Questo il giorno che l'ho intervistato. Guardate, lui era dell'89, io l'ho intervistato nell'89, quindi aveva appena compiuto 100 anni. Io gli avrei dato massimo 70 anni quando l'ho visto, perché la figlia mi ha fatto entrare in casa, mi ha detto sta per uscire lì. E lui era davanti allo specchio aggiustandosi una cravatta in abito. Io gli davo 70 anni, signore alto, ben messo, guarda, aveva appena compiuto 100 anni. Ero costretto invece, si era incavolato perché ero costretto a rimanere lì, che stava uscendo a farsi la sua passeggiata, capito? Vabbè. E questo mi racconta che era con Giacomino Montenegro di Bulzi, era del genio. Allora, sono tante pagine, ma sono le pagine del libro e quindi sono più piccole in realtà. Allora, un attimino. Sentite cosa dice questo signore. Mi chiamo Garruccio Giovannino e sono nato a Tempio il 16 giugno dell'89, 1889. Il 9 maggio del 1915 ci hanno chiamato a Palau e ci hanno vestito. Siamo quindi rientrati ad Ozieri, dove ci hanno inquadrato nel 5° reggimento Genio Minatori e successivamente siamo andati a Golfaranci per imbarcarci per Civitavecchia. Da Civitavecchia in treno diretti a Udine. Eravamo 2 compagnie del Genio e il 16 maggio siamo partiti per Caprile. Caprile era l'ultima stazione ferroviaria italiana del Era Trentino. già grandicello però lui. Aveva già 26 anni. Lui era grandetto, sì. Sì. Infatti era sergente. Ma io non un'età. C'era un'età. No, beh, sergente non Se è a che 19 anni potevi andare, questo qui a 26 vuol dire. 26, già qualche grado. Per l'epoca era. No, ce n'era gente anche molto più grande, avevano compiti diversi però. Allora, eravamo 2 compagnie del Genio e il 16 maggio siamo partiti per Caprile, dove siamo rimasti 3 giorni. Il 24 maggio, il giorno dello scoppio della guerra, mi trovavo a Cortina da un pezzo, e questo fatto lo racconta anche quello che ascolteremo, leggerò qualcuno di Sorso, che era lì a Cortina da un pezzo lo stesso. Non si conoscevano perché erano di battaglioni diversi. Ricordo che intorno a mezzogiorno è venuto il capitano della Fabra, si chiamava, ci ha riuniti e ci ha detto: ragazzi, siamo in guerra, e ci ha preparato. Eravamo accampati dietro il cimitero di Cortina ed eravamo tutti sardi, tra cui c'era anche Giacomino Montenegro di Bulzi, che era sergente furiere nel mio battaglione del Genio. In quei primi giorni molti soldati austriaci si erano consegnati volontariamente come prigionieri senza combattere. Cortina da un pezzo, allo scoppio della guerra, che era austriaca. Eravamo infatti al confine. Abbiamo avuto subito il compito di buttare giù i pali telegrafici. A Cortina c'era un prete che segnalava con colpi di campana sul campanile ogni cannone che i nostri stavano spostando in linea e transitava la Cortina. La fanteria se ne è accorta. Alcuni fanti sono saliti sul campanile e hanno buttato giù quel prete che segnalava agli austriaci i cannoni che entravano a Cortina. E questo l'ho visto io. Altro che se l'ho visto. Non è mica sceso per le scale, no, quel prete. Ha fatto un bel volo dalle fortezze sui monti attorno a Cortina. Gli austriaci hanno iniziato a bombardarci. Siamo rimasti a Cortina 3 giorni, poi siamo avanzati sulle Dolomiti a piedi con gli zaini pesanti ed eravamo stanchi di camminare a piedi. Quindi siamo andati a Pocol, che è sempre lì vicino a Cortina, dove c'era un ospedaletto da campo e un cimitero. Lì ci siamo riposati un po'. Da Pocol siamo andati a Vervey, dove ci siamo fermati 3 giorni, e poi è arrivato il reggimento Foligno con l'artiglieria da campagna e si sono messi proprio sotto il Sasso di Stria, che è nelle Dolomiti, vicino a Cordilana.
ci hanno chiamati per costruire le piazzole per l'artiglieria e lì gli austriaci ci sparavano addosso. Come lì c'erano anche dei tempiesi, uno era Deiana, l'altro era di Luras, che si chiamava Zaccagni, Battista Zella di Palau, e io ero sergente della mia compagnia. Insomma, a Vervei ci siamo fermati per circa un mese per preparare piazzole per le mitragliatrici e artiglierie varie. Quello era il nostro compito. Poi ci hanno portato su alle Tofane. Il 24 agosto, ricordo, ci siamo riuniti tutti i tempiesi lì sotto il Sasso di Stria per una picchiata nella cantina militare. Il 24 infatti era la festa di San Paolo, a te festa, e poi siamo andati su alle Tofane, quelle 3 montagne che abbiamo visto prima. Ricordo che la notte del 25 agosto eravamo accampati alle Tofane e ci siamo alzati sotto una colda di 1 metro di neve. Il capitano subito ci ha avvertito di stare molto attenti lì sulle Tofane. Ci siamo rimasti circa 3 mesi costruendo ricoveri di legno per ufficiali, affanti, ma anche ospedaletti di legno. Ricordo che io avevo costruito un ricovero al capitano De Murtas di Sorso che mi voleva molto bene. Il ricovero era intassato nella montagna. Lì in trincea facevamo piazzole per le mitragliatrici e una mattina intorno alle 10 è venuto un gruppo di ufficiali, tra i quali c'era anche il generale degli Alpini. Come c'era il mio caporale Deiana, e questi ufficiali sono saliti su una collinetta per osservare le posizioni per studiare un eventuale assalto. Li vedono gli austriaci e tapum è il suono dei fucili austriaci, no? Gli spara una fucilata che fa cadere il berretto del generale. Il generale si abbassa a raccogliere il berretto come se niente fosse, rivolta ai suoi ufficiali e disse: per me non è ancora giunta l'ora, la pallottola non è stata ancora fabbricata. E ha ripreso ad osservare con il binocolo la zona per l'eventuale assalto. Un'altra fucilata lo colpisce in piano fronte. Poi c'erano i cecchini e per lui finisce la guerra. Si chiamava generale Cantore. Dopo un po' arriva un mulo, lo caricano sopra e lo portano via. Lì vicino alle Tofane c'era una fontana, la chiamavano Fontenera, e lì c'erano attacchi su quella fontana. Poi siamo andati via dalle Tofane, siamo andati al Col di Lana, anche lui, dove abbiamo lavorato per scavare la galleria. Noi sottufficiali dovevamo segnalare quante mine austriache scoppiavano, perché anche loro stavano costruendo la galleria per la loro parte. Inizia il 1916. Ricordo che dalle Tofane di notte siamo andati a Caprile con le salmerie e poi a Salisei, dove abbiamo trovato caverne austriache. E lì si stava bene, erano piccoli ricoveri e si entrava come le galline. E da lì si andava su al Col di Lana. Col di Lana sembrava una trottola capovolta. Di notte caricavamo la galleria di mine, ogni tanto si dava il cambio. Ad un certo punto una squadra di minatori che stava scavando la galleria ci ha informato che si sentivano i colpi degli austriaci perché anche loro stavano scavando dalla loro parte. Subito il capitano avvertito fa caricare 120 kg di camelotti di gelatina e tanto altro. Abbiamo caricato il tutto e per farli scoppiare c'era una miccia detonante. La mia compagnia si trovava all'imboccatura della galleria e si è fatta scoppiare. La montagna l'abbiamo messa sotto o sopra, ma loro gli austriaci hanno occupato il monte Siev di fianco, no? Che si trovava di fronte al Col di Lana. Gli italiani però l'hanno conquistata subito facendo tantissimi prigionieri austriaci. Sul Col di Lana ci siamo rimasti tutto l'inverno. Mi sembra che la mina l'abbiamo fatta saltare nel mese di aprile. Poi ci hanno tenuto lì vicino sempre per fare qualcosa. Nella mia compagnia c'erano sasseresi, uno di Alba, dei tempiesi, uno di Luras, alcuni del Nuorese. Durante il riposo si giocava a carte, si puliva il fucile, si scriveva a casa, anche se c'erano molti che non sapevano né leggere né scrivere. All'assalto non ci sono mai andato, anche perché il nostro compito era un altro. Costruivamo ricoveri per i soldati e tante volte abbiamo rischiato la vita lo stesso. Dopo un po' di tempo ci avevano spostato a San Pietro al Natisone. 1917. Un giorno c'era molta nebbia e non ci vedevamo uno con l'altro. Siamo andati a finire nella linea austriaca. Sbaglio io, che ero davanti come sottufficiale. A San Pietro al Natisone ci hanno mandato per minare i ponti. Caricavamo le mine e poi ritornavamo a San Pietro al Natisone. Lì ci siamo rimasti un mese. Quindi ci mandano a Treviso per minare il ponte Margherita, il ponte della Goppa, il ponte Vittorio Emanuele. Lì era venuto a trovarmi mio fratello, che era alla brigata Sassari. Io l'ho rimproverato. Ma che sei venuto? Invece di vederne morto uno, possono morire 2. Ma non pensare a queste cose, mi rispose. Eravamo sotto un ponte minato e potevamo saltare in aria tutti e 2. La mattina presto l'ho invitato ad andarsene per sicurezza. Quando stavamo minando i ponti di Treviso, un giorno Brunas, sentite questo aneddoto, era uno di Sorso, su 5 di Sorso, veniva preso in giro da alcuni soldati del plotone perché era scuro in volto, no? Di camagione scura. Gli facevano il verso dal corpo ogni volta che passava, cro, 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 e
pigliare le inclusioni. Sì, una sera di guardia al Ponte Minato, erano circa le 11 di notte e si avvicina un'auto. Noi avevamo l'ordine di non far passare nessun mezzo, ma solamente a piedi, per evitare vibrazioni. Era il Ponte Margherita. Prunas era di guardia e avverte il capoposto che ci sono degli ufficiali. Mi avvicino e vedo che si tratta di un'auto con il re Vittorio Emanuele in mantellina. Con chi devo parlare? Chiesi io. Non mi riconosce? Rispose il re. Sua Maestà, abbiamo l'ordine di non far passare nessuno in auto perché abbiamo il ponte carico di mine, risposi io. Ci ha lasciato 4 pacchi di sigarette dicendoci: bravi ragazzi, bravi. Mi ricordo che il re era piccolino. Bravi figlioli, bravi. E sono tornati verso il piano. E Bruno da soddisfatto: non mi passa nessuno in occhi, no? Avevo anche alcuni soldati che avevano il vizio di rubare. Un certo Luglio del Nuorese, un certo Idile, un certo Mascia del Veneritano, che avevano svaligiato una volta la sussistenza. Tra le tante cose avevano rubato anche molte arance. Ricordo che ne avevamo mangiate veramente tante e siamo stati con la dissenteria per 3 o 4 giorni. Dopo un po' di tempo ci mandano sul Monte Nero, Monte Morrara di zio Salvadorino, e con me in trincea c'erano Prunas di Sorso e Chighine che non sapevano scrivere. Un giorno si avvicina, guardate un po' la leggerezza di questi soldati, un giorno si avvicina a Prunas che era bianco in viso, pallido. Mi dice che non aveva fame e si allontana. Dopo un po' si sente uno scoppio. Corriamo a vedere e lo abbiamo trovato in 1000 pezzi. Prunas era saltato in aria scaricando una bomba a mano nel tentativo di togliere la spoletta per fare un braccialetto alla moglie, perché così si usava. Ignoranti, no? E si vede che c'era qualcuno che riusciva piano piano, capito? Gli austriaci, allora, sul Monte Nero c'erano i bersaglieri che venivano presi in giro dagli austriaci col chirichichi, e io ne ho tanti di questi aneddoti, e anche da altri. Gli austriaci erano molto vicini, sentite, guardate che livello di guerra facevano questi soldati. Gli austriaci erano molto vicini. Una mattina abbiamo fatto la pace, era la famosa Pasqua, erano vicini un 5 metri da noi. In trincea eravamo amici con gli austriaci, ci scambiavamo il tabacco, loro ci davano il tabacco, noi davamo loro del pane. Loro avevano un pane rosso, sembrava pane di sale a sacco e non era buono per niente. Era il giorno di Pasqua e abbiamo fatto pace uscendo dalle trincee. Verso mezzogiorno dalla trincea austriaca che era più su, che si trovava sopra di noi, scende una fune e iniziamo il tiro alla fune. Se vuoi fare in guerra, no? Tra una trincea e l'altra c'era sempre il filo spinato, però. In trincea da noi c'erano i bersaglieri di turno, no? Che hanno vinto il tiro alla fune. Gli austriaci incavolati hanno lanciato un paio di bombe a mano, noccioline, ma non era successo niente. Abbiamo fatto di nuovo pace e avevamo restituito la fune. Una mattina presto la brigata Sassari dà il cambio di turno in trincea ai bersaglieri che andavano a riposo. Come al solito, all'alba, no? Sentiamo gli austriaci con prendiamo in giro delle piume i bersaglieri, no? I soldati della brigata Sassari, sentendo il verso del gallo, rispondono: non ci sono più i bersaglieri, ora c'è la brigata Sassari. Un assalto e tutti fatti prigionieri. Quelli della brigata Sassari erano particolari, non temevano nulla, e gli austriaci li temevano perché non impiegavano nulla per fare gli assalti. Altro che chirichichi. In un attimo tutti i prigionieri gli austriaci di quella trincea sul Monte Nero. Questo era il signor Gavucci. Abbiamo quasi finito sulla prima guerra mondiale. Allora, forse saltiamo questo perché vorrei passare anche alla seconda guerra mondiale, se non siete troppo stanchi. Se vi sto annoiando me lo dite perché accorcio. Sulla prima guerra mondiale, allora forse è meglio saltiamo questo di Sorso che racconta questo poveraccio che lo riassumo io. Ha rischiato il congelamento a tutte e 2 le gambe, piedi, ha rischiato, era già destinato al taglio. Racconta nella campagna dove i medici col seghetto tagliavano, non sentivano dolore perché con i piedi congelati non si sente dolore, eccetera. Lui si è salvato perché facevano un provino con un seghetto prima, no?
nelle dita, facevano una piccola incisione, se usciva una goccia di sangue, li mandavano per guarirli, se non usciva sangue tagliavano, vuol dire che era congelato. E questo si evocava sempre alla Madonna di Norma Toller di Sosso, no? Perché se l'ha scampata un sacco di volte, dal congelamento, da altre cose. Non l'avrei letta, ma la andiamo un po' troppo. Invece vorrei passare al nostro paesano, Oggiano Salvatore, Noto Serena, però di lui leggo solamente, siccome abbiamo 3 anni fa l'ho letta tutta questa memoria, e i più giovani non l'avranno conosciuto, Giuseppe Adorico Serena, il nonno di Antonello Satta, Adriano, Mario, eccetera. Su chi vedete a Santa Luca? Il via di Santa Luca, il minore poi. È andato giovane. Eh? No, è andato giovane, non l'hanno mai. È andato giovane, è andato con Mario Manna, non la conosco. Lui fa là. Sabato, Giuseppe Adorico. Allora, Neanche Paolo. lui, Giuseppe Adorico, mi ha raccontato. Non lo so, in che anno sarà morto? Io l'ho intervistato nell'89 e lui è morto inizio 90, aveva già 93 anni quando l'ho intervistato io. Allora, lui racconta, è vero che è partito perché era giovane, non era del 99, lui era del 98, se non sbaglio, non so se qui l'ho riportato. Sì, del 98, quindi lui è arrivato in guerra alla fine del 16, diciamo, non la guerra già iniziata. E mi ha raccontato tutto da quando è partita a quando è rientrato, tutto. E spesso piangendo perché mi raccontava che di notte, qualche volta ancora alla sua età, sognava dei momenti che gli erano rimasti impressi nella mente. Saltiamo tutta la prima parte, che era bella anche da sentire, ma l'abbiamo già letta l'altra volta. Leggo solo quando inizia la ritirata di Caporetto, che ha fatto lui a piedi, tutta. Allora, ritirata di Caporetto. Pochi giorni dopo che eravamo sul Monte Conrad, cioè sul Monte Nero, lì si alla del Monte Conrada, alla Santa, no? Arriva l'ordine che gli austriaci stavano avanzando verso il Monte Nero, Monte Conrad. Stava iniziando la discesa, no? Da parte di Tolmino, di Caporetto, eccetera, degli austriaci. Arriva quindi l'ordine di spostarci da quella zona. Scendiamo quindi verso la provincia di Treviso in ordine sparso. Appena siamo arrivati giù, ogni colonnello si è preso il proprio reggimento perché eravamo tutti sparsi e disordinati. Il nostro colonnello si chiedeva: ma cosa dobbiamo fare? La seconda armata era quasi tutta prigioniera del nemico. Noi facevamo parte della seconda armata e stavamo rischiando anche noi di essere presi a tenaglia dal nemico e stavamo per essere circondati. Potevamo prendere solamente la strada per Udine. Ad un certo momento il colonnello ci dice: via, ritirate, e ci incamminiamo verso Cividale e poi Udine. Noi, senza saperlo, stavamo andando a Udine e nel frattempo era già stata raggiunta dal nemico. L'ora era indietro. Ad un certo punto il nostro capitano chiama un sergente e un po' di soldati, tra i quali c'ero anch'io, e ci dà l'ordine di andare a vedere più avanti che cosa stava succedendo. Ricordo che si sentivano i colpi tapum, tapum, erano fucilate austriache, no? Arriviamo a un certo punto da un tenente che ci dice: ma dove dobbiamo andare con i soldati ormai stanchi? Stiamo andando verso la prigionia. C'era troppo disordine. Chi dava un ordine, chi ne dava un altro, non si capivano più neanche tra ufficiali. I nostri ufficiali ci dicevano sconsolati che la guerra era finita, era persa, gli austriaci erano ormai vicini. Nonostante tutto ci incamminammo verso Udine e giunti a circa 3 o 4 km dalla città, e sempre a piedi, si presenta a noi un tenente vestito con la divisa di tenente cappellano che ci disse: dove andate voi? A Udine, rispondemmo noi. A Udine ci sono già gli austriaci. No, andateci perché li fanno tutti prigionieri. E allora dove andiamo? E abbiamo risposto: prendete questa via, ci risposto. Ma l'anno, quel tenente capimmo dopo era austriaco, era una spia e parlava bene l'italiano, e io avevo sentito tutto bene. Dopo aver intrapreso la strada indicataci da quel tenente spia e dopo aver percorso circa 1 chilometro, ho chiesto ad un compagno che era con me, che si chiamava Cannas:
a dove dobbiamo andare? Non li seguono gli austriaci che sparano dietro di noi. Se andiamo in quella direzione ci ammazzano, ci fanno tutti i prigionieri. E dove dobbiamo andare allora? Mi rispose Carlos. Prendiamo questa strada, dissi io, che era alla nostra destra. Era la strada che portava a Palmanova. A Palmanova siamo arrivati che era ormai tardi, era quasi buio. Abbiamo pernottato lì. Lì a Palmanova eravamo 4 o 5 soldati insieme, gli altri erano sparsi e dispersi. Lì ci siamo riuniti poi ad altri 2 o 3 soldati ormai sbandati. Non eravamo sbandati solo noi, no? C'erano sbandati anche degli ufficiali, ognuno andava per proprio conto. I paesi che incontravamo erano abbandonati e per mangiare qualcosa ci fermavamo nelle fattorie abbandonate dove trovavamo dei viveri e del vino. Ad un certo punto ho sentito degli spari, tapum, maranno, questi sono gli austriaci, pensavo tra me. Mi alzo e sono andato a dire al mio tenente che era coricato e dormiva dentro un fienile fuori Palmanova, mentre noi dormivamo fuori per terra. Io sentivo le fucilate che erano ormai vicine e svegliai il tenente di soprassalto informandolo dell'imminente arrivo degli austriaci. E così riprendemmo la strada con il tenente e pochi altri compagni a piedi e siamo arrivati al fiume Tagliamento. Quando siamo arrivati al Tagliamento, nella riva del fiume, il tenente ci ha chiesto che cosa dovevamo fare. Io gli ho detto che mi buttavo in acqua per raggiungere l'altra riva. Il fiume era in piena ed era molto largo. Il tenente mi sconsigliò di buttarmi nel fiume e mi invitò ad andare con lui lungo la riva del fiume. Arrivavamo ad un certo punto ad un ponte della ferrovia dove il tenente con la pistola in mano si fece strada con minacce e urla. Io mi sono attaccato alla sua giubba e così sono riuscito a passare il Tagliamento in mezzo a migliaia di soldati sbandati, mezzi militari e civili che andavano verso l'interno dell'Italia. Ricordo che una volta passato il Tagliamento ho fatto un po' di strada che era piena di civili sfollati e soldati, ma ricordo che in mezzo ai nostri c'erano anche austriaci. Ad un certo punto sento un forte boato, mi giro e vedo che era stato fatto saltare in aria il ponte della ferrovia dove ero passato pochi minuti prima. Il ponte era stato fatto saltare mentre veniva attraversato da civili, con carri, soldati italiani e austriaci. Non sembra vero neanche raccontarlo. Era saltato il ponte del treno e questo l'ho visto io. Era pieno di soldati italiani, di civili sfollati e soldati austriaci che cercavano di raggiungere l'altra sponda del fiume per salvare il ponte. Venne fatto saltare con tutta quella gente sopra. È strano, ma quei soldati austriaci non ci sparavano. Primo perché erano ancora pochi, secondo perché molto probabilmente interessava loro salvare il ponte. Tutto questo l'ho visto perché ero lì presente. Lì era già ormai tutta una pianura. Ricordo che mentre guardavamo da lontano il ponte che esplodeva e saltava con tutta la gente sopra, il nostro tenente diceva: se avessimo tardato ancora 10 minuti saremmo saltati in aria anche noi. E così abbiamo ripreso a camminare verso il piano. Ma ad un certo momento ci siamo fermati perché il tenente aveva male ai piedi, non riusciva più a camminare. Dopo alcuni tentativi di ripresa mi ha detto: oh Gianni, scappa, io non ce la faccio più a camminare. Mi sto costringendo a camminare troppo lentamente e rischiamo così di essere fatti prigionieri degli austriaci o essere ammazzati. Quindi io ho continuato a camminare lungo la ferrovia insieme ad altri e ho passato il Piave senz'altro di notte perché mi sono trovato al di là del Piave senza essermene accorto. Infatti quando sono arrivato a Lendinare, vicino a Modena, io mi chiedevo: ma dove sarà il Piave? E invece lo avevo già passato senza accorgermi. Un'altra ritirata, ricordo, perché se ne parlava, la terza armata era tutta intera ed era comandata da Otto Calossa. La seconda armata invece, che era comandata dal generale Capello, quello del tradimento, dice lui, era tutta sbandata o prigioniera del nemico. Stavo dicendo che ero arrivato a Lendinare vicino a Modena e lì eravamo considerati dei dispersi, perché non esisteva più nessun battaglione o reggimento. Quindi ci hanno radunato e inquadrato nuovamente e ci hanno mandato a Vicenza. Arrivati a Vicenza, senza essere inquadrati in nessun reggimento, ci mandano a Monte Calda, penso in provincia di Vicenza, e lì ci hanno inquadrato. Ci hanno dato da mangiare, ma non il cambio della biancheria. Ricordo ancora che io avevo addosso gli stessi indumenti e la stessa divisa che avevo indossato alla mia prima partenza. Ero ed eravamo tutti sporchi, pieni di pidoffi, non avevamo ancora il cappotto, avevamo ancora la mantellina perché eravamo ancora in ottobre. Appena arrivati a Monte Calda, dicevo, ci hanno messo a scavare e costruire trincee per cercare di contrastare il nemico, se fosse riuscito a passare il piano. Lì a Monte Calda ci sono rimasto sino al Natale del 17. Verso il Natale del 17 è arrivato l'ordine che chi voleva fare il corso di mitragliere poteva farlo dietro una semplice domanda. Io inizialmente non volevo fare questo corso, ma poi mi ha convinto un amico che faceva il furiere. Vai Giuliano e fai il corso di mitragliere, almeno eviterai qualche mese di guerra. E come mi mandano a fare il corso, chiesi io, a Do,
vicino a Mestre, risponde il furiere. E così partimmo per fare il corso di mitragliere in 40 o 50 soldati, quindi fermo. Questo è per quanto riguarda i reduci stralci della prima guerra mondiale. So che siete molto pazienti. Adesso invece ascolteremo, se avete pazienza, la testimonianza del figlio Micheli dal momento in cui è stato fatto prigioniero sino al ritorno. Dura 28 minuti. Lo volete ascoltare? O facciamo una piccola pausa? Una piccola pausa? Qualche uno magari deve andare in bagno, eccetera. Sono andato a fumare. Allora, io direi di continuare, soprattutto nella necessità, appozzarsi tranquillamente, eccetera. Allora, Provate, una cosa che non era zio Federico Sirena. Una volta l'avevo trovato e prendeva l'acqua. Allora all'epoca l'acqua del lontano, quindi minata, no? cioè non potabile. E se quando mi viene che ti inquinava non è potabile, bah! E il cane stava attento in me, ha continuato a sorbire, non piace, che si è avviato, avevo fatto già Allora, dai, iniziamo sperando di ci vuole un po' d'attenzione perché l'audio con questi amplificatori così è un po'. No, non è molto chiaro, però se stiamo un po' attenti si capisce. Allora, l'intervista di Zio Micheli Gurisi è durata un'ora e mezza, un'ora e tre quarti. Io adesso ho estrapolato proprio la parte più interessante, diciamo, della sua prigionia. E poi termineremo con 5 minuti dell'ultimo, proprio l'ultimo periodo della prigionia di Gavino Montinetti, che racconta quando andava a mangiare nel cimitero. L'altro l'abbiamo già sentita. Allora, vediamo un po'. Ha sbarcato a Mogadiscio il 16/2/1900. Ci hanno preso prigionieri. Il collocazione, quindi lei è stato. E lì ci hanno preso prigionieri, e quello lì, vicino al muro. Sì. Quindi lei è stato fatto prigioniero nel Palazzo, così. Calcolato prigioniero di guerra dal titolo che lì 10/6/1941. Internato al campo di concentramento a Israele il 13/6/1941. Da 10 a 13 ci hanno portato in un campo con l'acqua qui, senza poterci sedere lì loro con le camionette in giro a noi e noi vieni Siamo stati fatti prigionieri dagli inglesi che mi ci hanno disarmato perché quel bambino era disarmato. Come è successo? Ecco, però hanno fatto, cioè il momento in cui è stato fatto prigioniero. Ci hanno messo in fila, sono passati e sono C'è stata qualche battaglia, qualche azione? no, niente, Voi cosa niente, no, siamo mossi, eravamo circondati, non potevamo muoverci. Quindi ci hanno raggiunto, Hanno raccolto tutte le camionette in giro, noi eravamo noi eravamo armati solo di moschetti. solo il moschetto. Solo il moschetto ci hanno dato, e la pistola, e lì ci hanno dato questo qua. Dopo Ti hanno fatto qualcosa, ci hanno dato via orologio, penne, stenografiche, tutto quello che ci hanno dato. L'orologio non penne. anche i documenti, tu però. In fondo il libretto, guarda un po', il libretto ferroviario, credevano che fosse la Scegli, c'erano i soldini, ed erano un po' perduti. La sanno come Credevano che fosse la Scegli. E da lì ci hanno lasciato dopo 3 giorni. Nel 13, il giorno 13 ci hanno portato a Isabella, ci hanno faticato dal campo di concentrazione. attraversato il Bottego, perché il Bottego, c'era il Bottego prima. Noi l'avevamo fatto una Bottego, è il più grande prima della. E l'avevamo fatto salire gli italiani. E se non che loro, quei barconi, poi capino, c'erano i neri, sai, gli inglesi comandavano, quindi i neri tiravano il capo e noi quei
E lì siamo stati internati, c'era quindi si è trasferito il 25/7, quindi alla Pisarella dal 13 siete rimasti dal 13 giugno fino al 25 luglio, Sì. alla Pisarella. Sì, alla Pisarella. Come li trattavano in quel periodo alla Pisarella? Campi di concentramento. Saremo per terra. Dentro Capannoni? Dentro dei Capannoni? Capannoni dell'aeronautica, c'era l'aeronautica nostra prima lì. Era superaereo. C'erano quei tunnel di cose. Lì dove Capannoni. C'era la luce e ci trasportava. Incredibile. Questa cosa non è possibile. Come stavate in quei momenti? Se non che... Quanti eravate? Molti. Sono carabinieri? No, carabinieri tutti italiani. Di ogni anno militari, soldati? No, non c'era distinzione. Tutti ammassati di Sì. Se non che hanno ucciso il sergente maggiore dell'esercito, una fucilata al cuore proprio, dall'esterno, arrivati i figli, dall'esterno, sparavano dentro il campo. Però sparavano A noi, gli italiani, non sugli inglesi, sugli italiani. Allora, se il vescovo di Addis Abeba ha parlato con i russi e si sono messi d'accordo, hanno messo il servizio a parlare in giro a San Conosco e nel cancello c'era il servizio a cavallo per impedire che si avvicinasse quindi a parlare contro di noi. Poi è stato il vescovo di Addis Abeba. vescovo di Dio, No, solo nostro, vescovo italiano. era vita la vita. Era un disabile. Quindi avevano certe influenze su sinistra, ho capito. Poi avevano altri trattamenti lì, cioè qualche particolare, potrebbe raccontare qualche particolare, cosa vi davano da mangiare per esempio, quante volte al giorno vi davano da mangiare? Da mangiare delle cose poi dovevano mangiare. Cosa? Scartolame. Scatole di carne. Di carne. Cose quei panini. Panini. Verde. Addirittura. Ma che? Con i piedi. Oppure gallette, chissà di quanto erano perché. Magari nella prima guerra mondiale, quindi il rancio era bello. E c'era un piemontese sposato con una nera, erano assieme nello stesso campo. La nera era figlia di un italiano, figa di tempio, e veniva tutte le sere a visitare il marito. Il marito era lì prigioniero. E lei era nera, ma veniva tutte le sere a visitare il marito. la lasciamo entrare. Sì, non so questo. Tutte le sere, tutte le sere. Ed era figa, proprio nera, che c'aveva un bambino. No, era biondo. Biondo. E quando venivano non ce ne preservavano una manina bianca e l'altro era nera, e noi lì. Quindi ti davano da mangiare per un telefono, quasi niente. Una sola al giorno. Sì, una volta lì. La mattina niente. No, la mattina Solo di pranzo. E sera? non c'era nulla. Poi al giorno dopo. E va bene? Era sempre avevamo l'acqua che C'era l'acqua? sì, anzi c'era l'acqua calda. Addirittura. Portavo, siccome ti sapeva, c'è una sorgente d'acqua calda, come le tende. Sì, così. Allora portavano l'acqua calda nei bidoni di benzina. E c'avevano fatto di spazzatura. E i bidoni mettevano Una luce in pratica per fare dei mercurii. Sì, è così. Facevamo sotto noi facevamo. E io non mi sia, Senza sapore, senza niente. come era organizzata? Quando c'è rimasta in pratica la Isabella? Di campo di concentramento? Di Isabella siamo rimasti poco, perché dopo ci hanno mandato a Mandera. Ecco, un attimino. Quindi dal 13 giugno al 25 luglio nel campo di concentramento di Isabella.
Quindi come sempre, dopo la in come sempre, le giornate, come per scoprire, non si faceva nulla, infatti così. A passati, Niente, non c'era nulla da fare. Era qualcosa di sfociando infatti. Non c'è stata mai nessuna azione, ecco, mi ha raccontato che è stato ucciso un segretario maggiore. Santo? No. Molti santi hanno conosciuto in quel campo di concentrazione. Ce n'erano? Non ricordo adesso, però se ne erano stati. Sì, in cosa No. Quindi la vita lì passava come passava, non passava mai, infatti, quindi non facevate niente, non facevate niente, cioè il 23 novembre del 1941 è stato trasferito dal campo di Montera in India. Partiamo da questa io ho preso questa campo, cioè rimasta e partito in India. In India, mentre camminavamo, abbiamo saputo la notizia che la nostra cosa l'Italia aveva dichiarato guerra per l'America. Pensa un po', proprio in quelle Ecco, dove siete sbarcati in India? a Bombay. Direttamente con da Montera, direttamente A Bombay, non per giorni di navigazione. non più giù. Quindi siete arrivati allora 140 quindi la nuova Navy Sì. ecco quando cioè, ti hanno messo in colonna, ti hanno caricato sul camion No, in treno. A cosa? A Bombay, c'è un po' di gente da domanda. Ci hanno messo un corridoio nella stazione e c'erano naturalmente le vie della città. Si vedevano le vie, no? Cristiano, il campo da terra, tutte le banche, e la gente veniva al cancello per vedere. Noi abbiamo pulito il treno in attesa poi ci hanno messo nel treno. E credo, per il campo. E abbiamo attraversato il Goccia, abbiamo attraversato la cosa Delhi, a Nuova Delhi, Nuova Delhi, il Goccia, e siamo arrivati a terra quindi siamo arrivati il 7 dicembre 1941 stati lì anche l'anno sino al primo quando siete arrivati al campo di concentramento cosa è successo? Ti hanno vistato? Non c'eravate non ti posso dire, non è già poco molti eravamo, molti civili capannoni c'erano capannoni sì, capannoni. E lì abbiamo trovato le brande. E lì ci hanno trovato le brande. quante brande c'erano? Cioè non i capannoni, quanti eravate? La brande laterale Non so. molto grandi erano questi capannoni molto grandi Sì. quindi eravate in tanti E poi c'erano i gabinetti, no? Più in là, i gabinetti. nello stesso camerone No, fuori, distaccati. C'erano i gabinetti. E ricordo questo, che non facevamo intero, sembrava un camminamento di formiche, perché ci davano il tempo. Ci procurava a urinare. continuamente Non facciamo più tempo. I giornali come partivano è una cosa, guarda. la mattina poteva Si faceva lì, ci facevano la cosa. Il mattino uscivamo dalla gabbia all'antigabbia. L'antirecinto Dove facevamo la gabbia tra noi. C'era un'antigabbia. E lì c'era il comando. C'era il cancello e il comando. torniamo un attimo arrivato in questo campo di concentramento ma Debra tu come era organizzata la giornata per esempio? Non si è fatto, non c'era nulla, niente. Noi eravamo lì come gente dimenticata da tutti, che non c'era controllo controllo sì, ma che ne serve? Controllo da però voi potevate stare dentro il camerone tutto il giorno tutto il giorno. e si usciva solo per i bisogni corporali eccetera Allora accettiamo, anche le basta. e quando è che vi controllavano?
No, qui, il mattino è proprio che c'è la guardia indiana in giro, no? La guardia indiana? La guardia indiana, sì, il servidore inglese. Sì. Quindi, perché ogni anno c'aveva un capocapo, e noi c'avevamo un sergente maggiore. Santiago, Per il capocapo che era inglese o italiano? No, italiano. Uno della parlata. verso la Dice, fine un'altra cosa. Volevo dire, tra i discorsi che face parte delle lunghe giornate, no? Che magari non sapremo mai, giornate lunghe, non parla in realtà. Ehi, siamo andati in camion. Quando andate sei già? Parlo di concentrazione. Una giornata siamo arrivati. di partire per l'Inghilterra. Come mai abbiamo trasferito? Non voi lo sapevate Siccome c'erano dei prigionieri marittimi italiani, non civili, che cioè avevano magari preso l'acqua dei civili. loro avevano paura di convincere a noi della situazione. Allora ci hanno trasferito a noi e hanno lasciato Non separabili, che prima stavano male e che loro già stavano male e loro hanno chiesto di essere messi insieme a noi, hanno dato il campo e loro hanno trasferito a noi. E siamo rimasti a Roma in pratica dal 1 aprile del 43 al 15 febbraio del 44. Quindi un anno. Lì c'era il periodo delle piogge, no? E non si poteva camminare dalla baracca dove abitavamo ai bagni, non si poteva camminare, perché la terra, come si salutava, così. Banco proprio secco, facciamo le classi. Si spaccava, però pensa che noi ci hanno dato i sandali, ci hanno dato, perché gli italiani tranquilli, ci hanno dato i sandali che mettevamo dito di meglio, c'erano un mobiletto così. Proprio le classiche scarpe indiane. Sono il passato. Allora che cosa hanno fatto? C'era una capa di pietre a passare, È costruito un camminamento in pietra. non sei già, in effetti. Pensa, erano le magliette sopra, perché il capo non ci aveva fatto nulla, e il sangue Sono sempre caldo. e allora, il sangue dalle spalle. A forza di caricare le pietre, una colpa di stanza c'era tra la baracca e la pietra. No, 600-700 metri, una cosa così. Molto tranquillo. E così, Tipo prima abbiamo lavorato nel 43, poi abbiamo trasferito dal campo di Boppa in Inghilterra, ma perché il campo di Boppa c'era in India, Paxton era l'ultimo periodo della sua prevalenza a Boppa. Ad un certo momento è stato trasferito dal campo di Boppa in Inghilterra il 15 febbraio del 1944. Quindi è rimasto dall'aprile al settembre, ed è stato trasferito dal 59 un dito scritto chiedendo il mio fratello, il fratello della Vertenia, che mi hanno risposto, mi hanno fatto domanda per andare mentre l'Inghilterra ha detto no, lui è più giovane, deve fare domanda e venire da te. E gli è venuto dove quindi? suo padre era stato andato lo stesso, era stato un prigioniero suo fratello, di là che fa lo stesso. Ma quindi è stato lì anche mesi. dopo quanto tempo? Dopo 10 anni che lo vi contrappato. Immagino quindi momenti la promozione si commuove anche adesso, Anzi più, perché nel 35 è stato richiamato lui e è andato in Milano. Vabbè, questo è e poi insomma insieme, eccetera. Adesso per terminare breve, 5 minuti, vediamo lo stralcio di Gavino Multinetto. E chi c'era l'altra volta, quando abbiamo fatto il convegno 3 anni fa,
l'abbiamo ascoltato tutta e durava un'ora, quella di Gavino, però era spassosa, cioè non te la accorgi neanche, no? Perché è accattivante il racconto, lui stesso che raccontava, ripeto, Con ironia. mi ricordo, sì, racconta tutto con ironia, sembrava quasi che raccontasse degli avvenimenti di un'altra persona, non che era successo a lui, capito? Non so se da raccontare, quindi lui era... A parte quello, ma era il carattere che aveva. Ma si capisce anche da questo stralcio che ascolteremo adesso, che è più chiaro, che questo è registrato un buon video. Allora, prima di ascoltare vi faccio vedere però dove era due foto, la miniera di Bor, che è la più grande tuttora in azione in Serbia, vicino al Danubio. Questa è la più grande miniera di rame che c'è in Europa, adesso è di proprietà dei cinesi, no? Qui c'è stato allora prigioniero che ci lavorava anche Gavino Multinetto in questa è una miniera all'aperto, ma c'è anche l'altra di carbone su Bottino, sì. Si è impiegato mentre questa presa dall'alto, questa è la miniera di Poserevac. Qui ha lavorato Gavino Multinetto a 1000 metri di profondità, in miniera di carbone. Questa è una foto attuale di ora. Allora, ascoltiamo adesso l'ultima parte della prigionia. Quando lavorava in questa miniera di carbone, la sera quando usciva lui, affamato, perché non mangiava ancora quel giorno, facevano 8 ore, 8 turni di 8 ore, gli diceva niente dei suoi voti, diceva lui, no? Adesso lo ascoltiamo. Quando usciva, avevano scoperto quello che vi ho raccontato prima. Ascoltatelo come lo dice lui, lo racconta. Tre agenti, altre 3 all'aereo, altre 3 con la rovina, altre 3 a... C'era poi di 5. Andavamo ai cimiteri a mangiare anche i teli, perché loro usano a portare a mangiare al cimitero, i muri, Sempre, o nel periodo solo... no, 3 volte a settimana. Sempre, Sì, tutto l'anno, 3 volte a settimana, mercoledì, il venerdì e la domenica, e hanno sempre fatto il giorno. non è molto questa parte, particolare. E andavamo a mangiare, poi andavamo a mangiare. Ma com'era? Prima recinti di tratti visciuta, però in terra la croce ma movente che dunque prima non niente, prima facevano mezz'ora cioè prima appartiamo, mettevano sopra la toppa, poi facevano la toppa, poi era saliata, e poi piatti, eccetera. Ma allora c'erano sui parenti che americani Loro il pane bianco, il caldo non lo mangiano. Al cimitero sì, è una preghiera per loro. Sì. Portavano il bel Dio, pane bianco, bianco, perché non lo mangiano in casa, non lo mangiano. Al cimitero, come preghiera. E naturalmente portavano formaggio, portavano carne, portavano uova, portavano il vino, portavano la grappa, tutto c'era lì. un ristorante, Tutto il banderato, tutto la tomba. le tovagliere. Prima di mangiare ci facevano un bel piatto. Piatto ci segue, il parente non c'era neanche, capace che erano in Croazia o in Norvegia, in quelle zone, però loro li facevano rispondere alla comunione di colui, c'era la croce, ma una mezz'oretta di piatto, tutti lì, tutte le cose, e noi eravamo italiani, Ma nascosti oppure noi? no, la prima volta che sono andato c'è una vergogna in braccio. La verità è, con tutto che
sono rimasto dentro il sacco là, e mi sono seduto. Arriva uno signore che se ne accorta che io non sono entrato. E come mai che tu no? Mi ha preso sotto i bracci e mi porterete. E lì stavano piangendo, c'erano le sorelle, le cose. E se io piangevo, allora mi sono cercato anch'io. E io pure faccio una vita di piangere. Ti devi una picata. Beh, ognuno si divideva, c'erano di Cruccio, io c'aveva la sua, c'aveva la perché siamo a quanto gente piena. Poi del pianto arrivava una, ce n'era una donna anziana incaricata, no? Proprio di quelle che calmava la questione. Però, cosa volete fare? Non sono morti, pregate per noi, eccetera. E sistemavano, allora finiva il pianto. E allora ci iniziamo a mangiare. Ma anche loro mangiavano anche loro, certe ragazze, io mi sono ubriaco, io andarsene in ubriaco pratica. Ma loro, facciamo questo in pratica, no? Facciamo questo e dopo quel piano. Sì, dopo il piano c'era la festa. Ecco, e poi, e noi volevamo la festa. Poi noi, dovete prenderli. Ma qui là, se li rifiutati, era un pezzo che faceva poco, per loro era così. Quindi faceva bene, prendere sul serio, cosa a provare carne, lo facevano sul serio, non carne pure, e uova, e per Dio c'era, sul serio, e poi non si trovavano. Quindi potevate stare anche un giorno o due giorni senza mangiare, no, io facevo così, no? Io mangiavo pure bene. Poi cercavamo poi portavate una cosa presto. Ce lo davano loro, c'era la musciacchetta, no? E mettevamo la roba. E la portavamo i compagni, che stavano lavorando in filiera. Non per erano lucchi, no? E quindi anche loro, quando noi eravamo lavorando, anche loro la stessa cosa, una aiutava l'altra. Ci portavano così. Per molto tempo avete fatto questo? Per un anno intero in pratica, se credo che siete rimasti un anno intero. Quindi 3 volte si tratta, poi si tratta a parte e se fanno quei giorni pure, no? Venerdì e domenica. Siamo allo stesso cimitero andando? No, si va. Andavo cambiamo a giorno. Di strada mi facevamo. Però mai il posto quando parla, mi sembra tedeschi. Oh, perché i tedeschi stavano alla strada. I tedeschi pericolosi erano. E poi i partigiani, non volevano. Sempre nascosto. Ti nascosti, invece in acqua. Ok, ecco, questo è uno stralcio della testimonianza di Gavino Montinelli, il nostro compaesano, che non ci sono più, però osservo l'audio di queste chiacchierate che abbiamo fatto, che ormai diventano dei documenti, anche perché non era stato fatto appunto un lavoro di ricerca, no? Io non l'ho fatto, come ho detto all'inizio, dal punto di vista scientifico, dal punto di vista giornalistico, eccetera, no? Solo per avere un ricordo, un racconto, una memoria, sì, e perché mi piaceva ascoltarle anche queste memorie, sia per quanto riguarda i virus della prima guerra mondiale, anche se l'ho fatto in ritardo, però vissuta, vera? Certo, io lo so che non è facile ascoltare, no, per molto tempo questo, quindi intanto vi ringrazio perché avete avuto la pazienza di ascoltare e di resistere, perché capisco che non è facile, però anche noi facciamo la nostra parte per ricordare, non dimentichiamo queste persone che hanno vissuto prima di noi una vita molto diversa dalla nostra, e se noi viviamo oggi in uno stato libero, democratico, eccetera, molti non li, e anche per quello che hanno vissuto tutta questa gente.
capito? Quindi non dobbiamo dimenticarli, e nella pubblicazione che farò io più avanti sulle memorie in ogni pagina c'è non dimentichiamoli, perché non bisogna dimenticare. Purtroppo battiamo ogni giorno, adesso sentiremo parlare solamente della memoria, di un certo tipo di memoria, invece bisogna ricordare tutto, fa parte della memoria, tutti quelli che hanno vissuto quelle situazioni. Facci sapere quando pubblichi. Ma sì, perché lo presenterò anche qua. Io l'avrei già fatto, perché il libro è fatto, solo che sono in attesa che lo pubblichi prima chi ha preso il materiale per la pubblicazione, cioè il Partito Sardo regionale, perché lo vorrei includere in una collana di 20 pubblicazioni legate agli vindici della Prima Guerra Mondiale, a Emilio Russo e tutta la storia, no? Quindi sto aspettando, loro hanno detto che ci vuole pazienza, altrimenti lo pubblico io, perché è proprio così, è pronto per la stampa e basta. Va bene. Quindi vi ringrazio di cuore per la Stiamo pazienza. ringraziando. Siamo arrivati qua per il ringraziamento. No, c'è la mostra da vedere, quindi termina qui il convegno. Ci sono tante altre cose da dire, non so, voi avete raccolto le memorie di vostro padre? Sì. Noi sì. Dobbiamo essere qua. Conservateli quei documenti. Vabbè, ormai sono di dominio pubblico, quindi del comune. Io ho preguntato una cosa. Dimmi. Se io magari da voi te non l'ha più fatto, no? No, penso che no. No, io mi ricordo quando giocavo a casa e bevevo un bicchiere di vino, non te. Allora, io avrei terminato. Grazie a sindaco, grazie a tutti. Niente, quindi vi do appuntamento quando volete venire a vedere la mostra, durante le ore della biblioteca o venerdì, sabato e domenica, basta che mi avvisate prima. E poi l'11 sabato 11 febbraio alle 16:30 ci vediamo alla Madonnina per l'inaugurazione della lapide, della lastra alla memoria dei due fratelli Muraggia, e poi veniamo qui e facciamo un